Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Le Olimpiadi continuano e la partita che vi propongo oggi è stata giocata al quarto turno dallo statunitense, o meglio filippino naturalizzato Stati Uniti, Wesley So, dall'alto dei suoi quasi 2800 punti contro il suo giovane avversario dell'Uzbekistan, Sindarov. C'è da dire che questa è una partita importante anche ai fini dell'esito dell'incontro della squadra. Vi ricordo che nei tornei a squadre ci sono 4 partite indipendenti tra loro, la cui somma dei risultati dà l'esito dell'incontro. In questo incontro gli Stati Uniti, squadra favorita per la sua media elo e per l'esperienza dei suoi componenti, è fermata dal pareggio da questa giovanissima squadra uzbeka. Vediamo un po' come è andata la partita. Wesley So con i pezzi bianchi inizia con D4, cavallo F6, C4, G6 e dopo H4 qualcuno già commentava questa sarà senz'altro una partita molto creativa, perché in questa posizione siamo ancora nel pieno dell'apertura, è poco usuale, poco frequente la spinta del pedone in H4, che chiaramente ha delle idee. Poi stiamo parlando di giocatori con una preparazione incredibile, che spesso giocano ordini di mosse minori strani semplicemente per far confondere l'avversario, per evitare la loro preparazione. Un pedone in H4 chiaramente ha il futuro di andare in H5 e dunque immagino che dopo un seguito tranquillo da parte del giovane avversario tipo alfiere G7, probabilmente E3 H5 con possibile apertura della colonna H poteva essere un'idea di Wesley So. Posizione tutta da giocare, molto dinamica, poco chiaro cosa voglia fare il bianco con questa spinta. Non l'abbiamo vista in partita perché il nero ha deciso immediatamente di reagire al centro con la spinta C5. Dopodiché D5 sulla scacchiera e B5 per il nero. C'è da dire che questa posizione è molto simile a un'apertura, una posizione teoricamente giocata, conosciuta come gambetto Benko. Ciò che stona con la posizione è che nelle linee più frequenti un cavallo si trova in F3 o in C3 e quindi questo pedone H4 bisogna ancora vedere se sarà un punto forte per il bianco oppure una debolezza, una di quelle mosse che quando la gioco sono molto soddisfatto, contento e ho sicuramente sorpreso il mio avversario, però lungo il corso della partita magari si trasforma in un errore. Dopo B5, pedone per B5, pedone A6 e 3 la scelta del giocatore degli Stati Uniti. Chiaramente questo è un pedone diciamo catturabile, siamo in un gambetto e come sempre accade io ti offro un pedone, tu lo accetti, ma a cambio io avrò un compenso, un dinamismo con i miei pedoni. Effettivamente l'idea di Sindarov, del giovane giocatore uzbeko, è dare un altro pedone, offrire un pedone in pasto all'avversario per accelerare il proprio sviluppo, che poi sono le idee chiaramente del gambetto Benko. Si potrebbe continuare con alfiere A6 in modo, tra virgolette, di inchiodare il pedone 2, perché dopo una qualsiasi mossa verrebbe catturato e il re bianco sarà costretto lì a restare al centro della scacchiera. Oppure cavallo per A6 e poi più avanti, chissà, ripiegare per catturare e minacciare questo pedone D5. In partita Wesley So ha deciso di giocare con E3, che non vuol dire che rifiuterà il pedone offerto dal nero, anzi vuol dire non catturarlo in A6, ma dopo la cattura in B5 catturarlo in B5. Quindi Wesley accetta volentieri questo pedone, però rifiuta, preferisce accettarlo in una condizione in cui l'avversario non sviluppa un proprio pezzo. Donna 5 scacco, cavallo C3 e alfiere A6. Lo scacco in A5 chiaramente non ha l'idea immediata di catturare l'alfiere, perché sarebbe un errore gravissimo a questi livelli, ma l'idea è cercare di provocare uno sviluppo del cavallo bianco in C3. Poi successivamente più avanti potrebbe essere abbastanza comune, frequente attaccarlo sulle case nere via E4, poi alfiere G7 e così via. Alfiere in B5 da parte sua non sta benissimo e quindi è un pezzo che effettivamente dopo alfiere A6 minaccia di essere catturato, e ovviamente una mossa per rafforzare il tutto come A4 perderebbe all'istante per la cattura. Il cavallo è inchiodato, il pedone A è inchiodato e allora la mossa 4 è una mossa da doppio punto interrogativo. Dopo alfiere A6 il bianco decide di cambiare,
quindi cambio in E6, donna per, dettaglio molto interessante per evitare possibili arrocchi, e dopo cavallo E2 alfiere G7. Donna per, dicevo, è un dettaglio importante per evitare le arrocchi, o comunque l'unico modo che ha poi il bianco per arroccare è posizionare un cavallo in E2, quindi non posizionarlo in F3 che è la casa ideale, e allora a questo punto, dato che il cavallo bianco è andato in E2, arrocco corto. La partita prosegue, arrocco corto per il nero, dunque A4, donna C4, alla caccia delle case deboli all'interno della scacchiera, guadagnando mosse su quel pedoncino che tante mosse fa, è stato mosso in avanti per sorprendere l'avversario. Il pedone H deve essere difeso, arriva dunque G3 sulla scacchiera, E6, scelta abbastanza logica per il nero vuole cercare di aprire la posizione, cercare di dire la sua al centro, perché chiaramente il pedone in C5 potrebbe essere affiancato da un pedone di 5, dunque il nero vuole ragionare in questo con un controllo totale del centro. È vero che resterò col pedone in meno, però finché avrò un controllo totale al centro va bene così. B3 sulla scacchiera, attacco la donna che deve spostarsi, allora la donna trova rifugio in G4, a volte ci sono delle tattiche, la donna potrebbe entrare in H3 che con il supporto del cavallo potrebbe minacciare scacco matto, però attenzione che adesso non è ancora realizzabile, perché dopo alfiere A3 che è la mossa della partita, se la donna andasse in H3 per creare quella trappola di matto, cavallo F4 taglia tra virgolette la testa al toro, rinuncia, diciamo quel cavallo caccia via la donna dal bordo della scacchiera, da quelle uniche minacce che stava realizzando, e quindi poi la cattura del pedone C5 seguirebbe con tanto entusiasmo. Dopo alfiere A3 il pedone C deve essere difeso. Un pedone di vantaggio era già stato offerto in partita, quindi 2 sarebbero troppi. Cavallo A6 difende, torre C1, pedone per D5, cavallo F4. Mossa posizionalmente valida e molto bella, perché i due cavalli con il sostegno della donna convergono sulla casa D5, e l'altro dettaglio è che le due donne si guardano a vicenda, quindi il bianco è ben contento di alleggerire la sua posizione. In partita è stata giocata torre B8, ma vediamo un po' cosa possa accadere dopo il cambio. Dopo donna per D1 semplicemente il bianco cattura, la cattura in D5 sarà alla successiva, e chiaramente magari su un torre B8, sempre nell'ottica di limitare, ricordate quanto sia importante limitare l'attività avversaria, qui arriverebbe cavallo B5 per poi con tranquillità catturare in D5. Questa è una posizione che strategicamente è molto favorevole al bianco, e poi anche il materiale lo aiuta, abbiamo comunque un pedone in più. Tornando in partita, dopo cavallo F4 è stata giocata torre B8. Torre B8, se la torre A ha il compito e il ruolo di mantenere il controllo della colonna A, alla torre B diamo il ruolo e il compito di creare un po' di iniziativa sulla colonna stessa. Cavallo B5 per il bianco, torre per D1, e adesso tra qualche mossa il pedone D5, come è ovvio che sia, perché abbiamo una coordinazione fortissima contro quella casa, lascerà purtroppo per il nero la scacchiera. Alfiere B2, cercando delle semplificazioni, dunque provare a entrare in una posizione più comoda. Come vedete a questo cambio corrisponde la cattura, ma dopo il cambio del cavallo, dopo la cattura in D5 cosa accade? Io sto attaccando un alfiere che non difeso, quindi questo mi fa guadagnare un tempo. L'alfiere va via, torre D3, chiaramente cavallo per D6 è la minaccia, ma serve qualcuno che guardi quel pedone B, e quindi non si vuole cedere nulla. Torre B8 da parte del nero stesso, G4 per migliorare ulteriormente la posizione, e a questo punto il nero si accorge che non ha un grande piano, cerca di creare delle semplificazioni o delle complicazioni, perché giocando in modo lento perderà in modo lento, non ha un piano, mentre il bianco può tranquillamente migliorare la sua posizione, per assurdo anche portando il re in C2 dando uno sguardo a B3 per poi spostare il cavallo e giocare contro il pedone arretrato. L'idea di G4 potrebbe essere fissare il tutto magari con G5. G5 è un altro motivo tattico della posizione. Dopo G5 il mio cavallo potrebbe saltare in F6. Dopo il possibile cambio il pedone D soffrirà ulteriormente, e quindi il giovane Sindarov, per l'esperienza dall'alto dei suoi 2630 punti, gioca C4 è vero che sacrifica un pedone, ma lascia una casa libera al cavallo.
Cavallo salta in C5 attaccando la torre, attaccando il pedone, torre si sposta, cavallo per B3 e a questo punto accade qualcosa perché cavallo per D6 attacco la torre e dopo torre A7, che sembra la mossa più spontanea, dicevamo prima che il ruolo delle due torri nere è quello di controllare la colonna A e la colonna B. In questo caso ciò che avviene è un quiz, un puzzle, il bianco muove e vince. La mossa in partita, non so se l'abbiate trovata, è stata cavallo C8. Cavallo C8 vince all'istante, infatti il nero si arrende perché ci sono due minacce. La più evidente è la torre. La meno evidente è uno scacco fastidioso, quindi immaginiamo che questa torre vada indietro per difendersi, uno scacco fastidioso in E7 al quale seguirà un tema del matto di corridoio lì in fondo. Quindi posizione che il bianco ha gestito nel migliore dei modi, voleva sorprendere l'avversario con quell'H4 che abbiamo visto alla terza mossa ed effettivamente poi durante il corso della partita, che rivediamo, ci è riuscito. Ha gestito poi la posizione in modo strategico. Come vedete questi sono dei giocatori fortissimi che non hanno alcun problema ad alternare un gioco dinamico, e quindi avete visto questa spinta H4, a un gioco strategico e avete visto come ha gestito l'intera partita. Alfiere per B5, donna 5, dettaglio importante di questi schemi del stile Benko, perché si vuole obbligare il bianco a portare un cavallo in C3 che poi più avanti potrebbe essere un obiettivo. Alfiere 6 sulla scacchiera, cambio in A6, cavallo E2, alfiere G7 e adesso a roccocordo. Il bianco, come dicevo prima, ha guadagnato il suo pedone, adesso ritira il remi a bordo e cerca di concretizzare la sua posizione. Pedone H era sotto attacco, difeso con G3, E6 per attaccare il centro e adesso tutto contro le debolezze avversarie. Il pedone C chiaramente è il primo a essere sotto attacco. Adesso dopo cavallo F4 si propone il cambio delle donne, la pressione su D5 esiste, è qualcosa di concreto e quindi la posizione raggiunta, in realtà gestita bene da bianco, è una posizione già risolta. Alfiere B2 sulla scacchiera, cambio in F6, riprende in D5, l'alfiere torna indietro e torre D3 per limitare il controgioco avversario. La partita è continuata con torre B8, ma come vedete poi Wesley So, giocatore a seconda scacchiera in questo turno delle Olimpiadi, ha giocato in modo impeccabile fino alla tattica finale della posizione raggiunta. Con cavallo C8 il nero si è reso e questa è stata a mio avviso una splendida partita giocata al quarto turno delle Olimpiadi. Gli Stati Uniti, squadra favoritissima, non riesce a vincere, viene fermata dalla giovane squadra dell'Uzbekistan e quindi adesso la classifica vado un po' a memoria, la guida la Spagna e l'India. Appuntamento al prossimo video, ciao a tutti!